Buonasera a tutti, visiti voi, te novella de oggi di 20 chimbe de trigola già da messa e 20 battero, 20 chimbe scusate. Bene, come ti stai vedendo lo trasmettino da un altro loco, quindi dovete accontentare adesso chi eserciti a facchere. Bene, diamo che non narrata lo Saravallo de oggi, non narrata chi oggi che Napoli, 32 gradi temperatura massima, 17 gradi temperatura minima, cocculateggio vinas a Salduasa, poi verso Sastrese carichi guttiu di acqua che nello 20% di probabilità e quindi metta difficile che poi succeda e poi calcolato tutto da dire 32 gradi al massimo e 7 gradi al minimo. Bene, casa sabato belle che calcolato tutto da dire che in 26 gradi al massimo e 8 gradi al minimo. Bene, cominciamo giù diretto che in uno allora andiamo da innanzi vediamo ecco qua una laurea si è laureata Nicoletta Rusta Soggiu, laurea e dottorato con lode in chimica fisica in Università de Praga. Ha vinto pure un concorso pro assistente universitario. Nicoletta è il figlio di Bruno Rusta e Rosanna Soggiu, cioè mezzo saura de buona profetto e mezzo avantamento a Nicoletta. Auguri Nicolè. Altro toccamento, scritto capitale inveniente, se scendi in campo un giorno di sport e divertimento, sabato 26 luglio, Biti, campo sportivo Pedro Burrai, start ore 18:30, calcetto tutto in una notte, praticamente questa è scrasa, torneo padel, torneo calcio balilla, panini, patate fritte, baracca, DJ, set, bore, bella. E poi abbiamo un appuntamento pro Susette, il collage, bisogna Susette, no, che questa è una fotografia vessa, chiaramente, comunque sono in bici su 7 di agosto, quindi 7 di agosto a San 9 in piazza Sproni, concerto di Scollage. Andiamo gara innanzi e diamo il toccamento del traffico, istituzione del senso unico alternato regolato con semaforo o movieri, nonché il divieto di sosta su ambo i lati in via Deffeno nel tratto compreso tra l'incrocio con via Brigata Sassari e l'incrocio con via Salvemini per effettuare lavori di scavo sul marciapiede lato destro finalizzati al rifacimento dei collettori fognari relativi a lacci danneggiati. Pisemolo, questo è già di 20 chimbe a decorrere da oggi, a cominciare da oggi. Poi istituzione di vetro di sosta in via Arborea dal 23 luglio, cioè quindi non esco di Angalini, fino al suo primo di agosto per lavori di messa in posa e installazione di infrastrutture e fibra, insomma, ai sensi dell'articolo 49, eccetera, eccetera. Diciamo, aumentamo poi questo bel evento che è stato in bici, questa presentazione del suo murale dedicato a Giuliena, una bella cosa, beneata, ora ho pubblicato un pacco di fotografie, ma lasciate non ho poi pubblicare, che non giochiamo sul telefono, che sa cale la sapuata, ma vi la aggiungo, insomma, che erano fotografie da chi restano a storia di Saida. È consultabile sempre in visit, ecco, questa non l'ho fatta io, tanto è che vi ho pure ieri a telecamere, no? Che
e poi vi raggiungo questa schi appunto a Poitiers. E noi che abbiamo una troppetta, mi spiace che questa fotografia sono di Savolgore, una troppetta che esisteva in bici, che alcuni me lo conosco, caricate non me lo so aumentare, ma comunque bravo spizzino, insomma, una bella troppa, tutto cappellone, scattano in de moda essere scappellone, e quindi giustamente si schiata la moda. Bene, andiamo da innantisi e facciamo il giornale, canto a tenore, il suono ancestrale di un intero popolo. Dal 2008 è diventato patrimonio dell'umanità il riconoscimento arrivato dall'UNESCO. In che bisogna vedere, tanto che questo che vi dite sì, no, che staremo Pira, Armando Piras, che visticheso, insomma, mastro de tenore in Nugoro, su tenore Angelo Caria, e poi mastro di tanto che lo sconosco, tenore, una persona veramente delle meglio perché la connota veramente bravo. Poi no che a destra abbiamo il vedenne questa fotografia, adesso tenore che ha meritato su appunto diventare patrimonio dell'umanità, Tallò, Gallo Pizzero e così via, insomma, veramente bravo. Andiamo da innanzi, facciamo le attimo ed è preciso Salvatore Satta, 50 anni dalla morte, 3 convegni sul giurista e scrittore. Presentate le iniziative per ricordare l'autore del giorno del giudizio. Scusate, non riesco a leggere questa scritturetta, ma non gioco così schermo estensibile, quindi mi naschino un attrezzo, vabbè, insomma, a dover fare la fotografia dell'Apple già a corso. Dermatite, iniziano gli abbattimenti, a Orani soppressi i bovini malati in 3 aziende. Appello del sindaco. In che sia soluzione giusta va e chirica, io penso che comunque il metodo che è stato usato per la peste suina possa funzionare di più, che chiaramente che strafare su giusto sostegno da dare a questa azienda da chi rubini su danno. La giunta istituisce il comitato di indirizzo per fermare l'epidemia. Emergenza dermatite, prime decisioni in giunta. 2 comitati monitoreranno attività e impatto della malattia. Nella delibera assicurati ristori totali per gli allevatori colpiti. Manovra da 800 milioni, corsa contro il tempo, la maggioranza vuole il voto entro l'8 agosto. Andiamo da innanzi, Orsini narra la storia, la nostra isola è un paradiso. Vabbè, non è pure di Andrei, però insomma tocca a te pure da rispettare come è il paradiso. Investa in energia, trasporti e sapere. Il presidente di Confindustria a Cagliari, ZES, basta divisioni e miopie. ZES, queste zone a economia speciale, e insomma non tutto quanto sono d'accordo, questa ripartizione e così via. Digitalizzazione, investimenti e credito, sì, su questa digitalizzazione perfettamente di accordo. Manca stop al lavoro precario, 15 milioni per le stabilizzazioni. Dopo la battosta capicato, manca. Vogliamo consentire ai giovani di programmare qui il loro futuro. Vabbè, insomma. 1 miliardo per l'agricoltura, questo pure è una bella nova. Mafiosi, a Utta, l'isola insorge, Nordio risponda in aula. Beh, insomma, Nordio si innafuti altamente, tanto iscritti che la Sardigna è una colonia, è
un attimo Alcatraz, non mi potete fare che su chi li pare te li piagate, commenti in tutte le colonie, insomma, poi, vabbè, chiaro che arrivano so, governantes amigos o il governante non amico, ma che comunque vanno sempre amici in Sardegna, che di questa terra neanche su chi li spara, che li spiaga, che gaiesti, insomma, poi da una buchinata contro satiro, ma che hanno vestito a governare anche se samate si corre, cioè praticamente da non fa che ne non che sono baunne sa mafia in Sardegna. Questa è una delinquenza in solo, ma poi te non si la mantiene, è già ambientata in ie, te bisogna sapere che la lavora in occhi. E sono in ie, sono intro sul sistema mafioso, quindi si la mantengono in ie, chi li sa che bene, de gai, a dite. Lo giocano in ie, sono lì, solo e tutto, sono amici così solo, vi mancano impara a mezzodì a manzane a sera, e quindi ardite. Eh, in arrivo nel carcere già strapieno, 92 detenuti sottoposti al 41 bis, Todd e i parlamentari sardi attaccano il ministro della giustizia. E, vabbè, tanto può che sa vinta, come tenere a strapparsi un bottone per far finta di strapparsi le vesti. Ma chi è vos crede? La Sardegna verrà colonizzata dai clan e gaiesti, insomma. Intervista all'ex procuratore Calogero. No, vabbè, non salvlegare che a troppo a minuto non lo potete ingrandire. Tregua più lontana a Doha, colloqui di pace in Sardegna, l'iscritto bisogno è stato, vabbè, insomma, a musapito questi spezia di onore, deve essere il centro del dibattito di una cosa importante, e di una nave naturalmente, di uno yacht, in Costa Smeralda, sul Qatar, però pare che non si bisiene posto di accordo, sa che Smeraldina non gli ha fatto bene la pretesa adesso due guerra fondaio, cioè Israele e Hamas non sono conciliabili. Cambogia e Thailandia parlano le armi, in cui pure questi scoppiando guerra, si aggiunge guerra a guerra, sempre sono questioni del territorio, e poi esempio del territorio che non appartiene né a Sono né a Satiro, ma territorio del confine, che sono dati lo popolo scompresso, che si lo guerrano, Cambogia e Thailandia si guerrano a territori che non sono i solo, come te. Tra Ucraina e Russia, questo è il Donbass, che non è né solo né del Satiro, ma si lo guerrano su matessi, poi chi è si lo collile, si ingordigia, imperiale. Fame e disperazione nella striscia, i media, Netanyahu ci lasci entrare. I media sono giornalisti, non hanno a vedere che va succedendo, cioè in modo tale che con tema si assente e assumono la verità. E la verità è che va morto di sicuro, non è che non si sono dato da Hamas, de morto non sono giusto, ma sicuramente va tanto il morto che sono morendo in fila, però sì, piccare un prato di macarrones, uno sacchetto di harina, poi anche su pane, e sono in ie, non si die a rescanne sapere. Legge anticorruzione, marcia indietro di Zelensky, pure in Ucraina pare che timenne infiltrazione russa in questo organo indipendente del controllo della corruzione, hanno fatto una legge che li riduiva sul potere dell'indipendenza. E poi dopo la sentenza è pilesata e come pare che Zelensky si è tornato in esecuto e questa legge non viene approvata. L'Europa e USA intesa ancora in bilico sui dazi, in che pare che siano testati su Binichi Prochento, che non è spacco su Binichi Prochento, ma certo siamo al largo dai su 30 e dai su Kimbanta. L'accordo al 15% è sempre più vicino, ma rimane il rischio di un dietro front del presidente Trump. Bene, che in questo terminiamo il ritenover de hoy e non diamo l'appuntamento torna a casa a Samatessi.
A mezzo il vedere, buona a tutto, dai, BC TV.